chicchi in linea di massima, e poi i ceti popolari appunto stanno fuori, e questo impoverisce moltissimo la città da tutti i punti di vista, umano innanzitutto, ma anche culturale. Certo, dei tanti personaggi di cui si parla nel libro, perché davvero ne ha conosciuti moltissimi, c'è anche un bel Umberto Bossi, e qui mi permetto di leggere la parte che ne parla, perché veramente mi ha toccato penso tanti leghisti che l'hanno letto. Caro vecchio Umberto, io lo considero l'unico uomo politico italiano comparso su piazza nell'ultimo quarto di secolo. Era un uomo semplice e geniale. Aveva la capacità di assemblare gli elementi più diversi, di utilizzare le sue poche letture e di usare gli uni e le altre ai propri fini, che è il segno della vera intelligenza. L'importante non è sapere, l'importante è capire. Nietzsche è sempre stato accusato dagli accademici di non essere un vero filosofo, perché da filologo classico, qual era in partenza, non conosceva tutta la storia del pensiero, ma lui prendeva di qua e di là ciò che gli interessava, lo ruminava e da brava mucca trasformava in latte quella che era semplice erba. Fuori di metafora tirava fuori un pensiero del tutto nuovo, Bossi, a sua misura naturalmente, un po' così. Quindi è un bellissimo ritratto, devo dire, dell'uomo politico Bossi. Sì, certo. A questo aggiungo che Bossi personalmente è un uomo simpatico, affettivo, uno che mi ricordo che, non so, una volta voleva propormi di fare la direzione indipendente, mi telefonò e gli dissi: vieni qui a casa mia, no? Ora qualsiasi altro politico devi passare attraverso 88 portaborse, no? Invece lui dopo un'ora era qui. Così come alle volte ci capitava con Daniele Vimercati, che io ricordo anche in questo libro, non so, eravamo lì a mangiare la solita pizza e lui diceva: proviamo a chiamarlo Umberto, e lui, se non aveva niente meglio da fare, arrivava. Quindi c'era una semplicità anche dell'uomo che a me è sempre piaciuta. Ecco, però dire che è l'unico uomo politico è un'affermazione grossa. Tutti gli altri cosa hanno di non politico che Bossi invece aveva? Bossi aveva delle intuizioni geniali, forse troppo in anticipo sui tempi. Prendiamo per esempio quella famosa delle macro-regioni, no? Elaborata probabilmente con Miglio, ma comunque insomma se si pensa a un'Europa politicamente unita, è chiaro che i punti di riferimento periferici non sono più gli stati nazionali che scompaiono, ma sono appunto le macro-regioni, diciamo coese dal punto di vista sociale, economico, culturale e come si dice, e climatico. Certo. Quindi era un'idea notevole, naturalmente avversata in modo feroce da tutto l'establishment italiano, perché, eccetera. Poi si basava su un presupposto che non si è avverato, e cioè su una Europa politicamente unita sul serio, non questa Europa, diciamo, puramente economica. Però questa è un'idea. Non riuscirei a trovare qualcosa di equivalente in Berlusconi piuttosto che in Renzi o in qualsiasi altro personaggio venuto nell'ultimo quarto di secolo, insomma. E qui abbiamo anticipato un tema che l'avrei chiesto dopo. Riguardo all'Europa, quale futuro per l'Europa, l'Europa dei popoli e quindi l'Europa delle macro regioni senza l'euro, oppure mantenere questo euro e trovare qualche altra strada? Ma guarda, l'Europa, se vuole sopravvivere come Europa, deve unirsi politicamente. Purtroppo il processo di costruzione dell'Europa è cominciato nel modo sbagliato, cioè prima economico e poi politico, mentre doveva essere l'inverso. Solo che questo lo sapevano anche De Gasperi, Spaak e Adenauer. È che gli americani non ce l'avrebbero permesso. La solita storia, si sono sempre intromessi nell'Europa, in realtà non è il loro alleato, è un loro nemico, e oggi sono uno dei nostri nemici principali, economicamente e politicamente. Quindi io penso a un'Europa di questo genere. Certo, l'ideale sarebbe tutta un'altra cosa,
ma che per il momento è totalmente utopica e sarebbe un mondo fatto di piccole patrie, no? Certo. Ecco, solo che questo finché bisognerà che crollerà prima o poi, ma bisogna vedere i tempi, la globalizzazione con tutto poi quello che porta e sta portando. Diciamo che sì, l'Europa a cui penso io, anche se non è, ma è un'Europa unita, neutrale, la mia formula è sempre stata questa: armata, nucleare e autarchica, nel senso che avrebbe permesso di parare i colpi più spaventosi della globalizzazione. Così non è stato. Certo. Lei di madre russa, racconta nel libro la sua infanzia, le origini di sua madre, Sì. che era una nobile russa, se ricordo Sì. bene. Ma che ruolo vede in questa Europa per la Russia, che adesso è sanzionata? Comunque... se non siamo diventati pazzi, la Russia in questo momento dovrebbe essere un alleato. Oltretutto ciò che rivendica sono territori che sono in realtà russofoni, quindi il pericolo per il mondo occidentale non è la Russia, è l'ISIS. Se non si capisce questo, stanno ancora, lasciamo perdere la Russia, ma stanno ancora lì a sanzionare l'Iran, che è l'unica potenza regionale che può fermare questo fenomeno, che è estremamente interessante sotto alcuni punti di vista, ma certamente per l'Occidente è devastante. Certo, anche visti gli attentati recentissimi di ieri. Sì, ma non saranno gli ultimi. È come un'epidemia. L'ISIS non è forte tanto perché ha combattenti validi e feroci, ma è forte perché è come un'epidemia, è la rivolta contro il mondo moderno, insomma, che noi non abbiamo fatto e la stanno facendo loro, ecco, con motivazioni religiose, ma sotto è proprio la rivolta contro il mondo moderno. A questo proposito mi ha strappato un amaro sorriso una notizia che è uscita l'altro giorno di una classe di una scuola superiore in cui il professore ha detto: ma se arrivasse l'ISIS, voi che cosa fareste? Ebbene, non è un campione demoscopico, ma 23 ragazzi su 25 hanno risposto che si convertirebbero. Come la commenta questa notizia, Massimo? Vedi, la commento col fatto che l'Occidente è talmente vuoto di valori che pur di trovare un senso alla propria vita, vedi che è tutto il fenomeno dei foreign fighter, no? E quindi capisco benissimo la risposta di questi ragazzi, perché non è che si può vivere una vita avendo come obiettivo di passare dall'Opel Corsa alla BMW. La forza dell'ISIS sta nella nostra debolezza. Comunque, per ritornare al mio libro, c'è un'altra cosa. Nel dopoguerra eravamo tutti infinitamente più poveri di quanto lo siamo oggi, eppure eravamo molto, non parlo di me che ero un ragazzino quindi il problema non si poneva, molto più sereni, perché il fatto solo di essersi salvati dai bombardamenti anglo-americani e dagli rastrellamenti tedeschi, cioè d'essere vivi, ci bastava per essere contenti. Uno dei problemi posti proprio dal modello di sviluppo occidentale in cui noi siamo inseriti è che non si può mai raggiungere un punto di equilibrio, di armonia, perché raggiunto un obiettivo bisogna immediatamente inseguirne un altro e poi un altro ancora. Per esempio, su questo punto mi ha telefonato una persona insospettabile perché è incistata in questo sistema, che è Luca di Montezemolo, però anche per lui diventa pesante come per tutti, cioè dover sempre superare se stessi, no? Certo, non parliamo delle persone normali, naturalmente, è molto peggio. C'è una lunga parte del libro che parla della vita professionale, quindi i tanti giornalisti conosciuti, molti ancora in sella e comunque ancora attivi professionalmente. Diciamo che una parte che suscita un po' di rabbia, anche perché spesso e volentieri
è stato ostacolato lei, signor Fini, da molti direttori di giornale e da vari potentati, insomma. Sì, però non è che mi posso troppo lamentare, nel senso che mi sono messo io da un certo momento in poi in una situazione in cui ero diventato talmente antitetico al pensiero comune che era difficile per un grande giornale assumermi. È vero che ci sono stati altri tempi in cui questo non era, adesso non voglio fare paragoni blasfemi, ma per esempio Pasolini, che diceva delle cose assolutamente eterodosse, scriveva sul Corriere della Sera. C'era ancora un gusto nei giornali, ma qui parliamo appunto, siamo negli anni 70 con Pasolini, un gusto ai giornali di avere una forma di contraddittorio, di idee diverse, di idee che non è detto che siano giuste, ma sono diverse, un modo diverso di una visuale, avere una visuale diversa. Questo è sparito nei giornali, insieme al fatto che nel frattempo poi la politica ha messo le mani in modo pesante, questo diciamo da fine degli anni 70 in poi, su tutti i media, insomma, dai giornali alla televisione. Certo, nel libro si racconta anche dell'unico romanzo distopia che è stato scritto da lei, che è il Dio Tot, che ho letto tempo fa, su una sorta di dittatura dell'informazione che sembra né più né meno di quella in cui viviamo oggi. Ecco, l'informazione è diventata importantissima e potentissima. C'è da chiedersi quanta meritocrazia e chi fa la selezione per le persone che poi lavorano nel mondo dell'informazione, perché oggi quello che si nota è che non ci sono mai voci fuori dal coro, non ci sono mai voci degne, spesso e volentieri, cioè ci sono anche persone incapaci. Per i giovani è impossibile, nel senso che o pieghi la testa o già è difficilissimo entrare, ma voglio dire, o pieghi la testa o non vai da nessuna parte. Per noi era un po' diverso. Questo perché quello che riguarda i giornali e non parliamo della televisione. C'è questo mondo internet che è interessante, però diciamo non c'è filtro, nel senso che tu non sai, uno può scrivere qualunque cosa e vai a sapere se è vero o no, insomma. Ecco, una cosa comunque carina del Dio Tot, carina nel senso che poi è diventata realtà, quindi è carino, inquietante, è il fatto che lei immaginava delle scommesse sui cavalli, se non ricordo male, dove non c'erano più le corse dei cavalli. Ebbene, non so se lei è al corrente che esistono già delle scommesse su partite di calcio che non esistono, ma sono elaborate da un computer che te la fa anche vedere, quindi penso alle persone che scommettono si appassionano. Lo so, no, l'anticipazione è tanto più tale perché in realtà io il libro l'avevo scritto nel 1975, anche se poi l'ho pubblicato nel 2000 e non so che cosa, perché in effetti aveva dei difetti, ero giovane, il romanzo vuole una cosa diversa dal saggio, però questa cosa che tu dici io l'avevo immaginata appunto a metà degli anni 70. E oggi è in realtà tutte le distopie, anche quella di Orwell, sembra riproporsi in questo nostro, in questa nostra epoca in maniera poi peraltro distorta e se vuoi ancora più perversa. Volevo chiederle un giudizio sull'effetto che hanno in questo senso i social network, secondo lei, sulla realtà delle persone, cioè quanto hanno modificato i rapporti sociali e se li hanno modificati, oppure se invece sono solo uno strumento neutro che uno sa usare bene. La tecnologia non è mai neutra. È vero che singolarmente se ne può fare un uso euristico e intelligente, ma dal punto di vista proprio nella storia della tecnologia, la tecnologia ci separa dagli altri uomini e ci separa da noi stessi. Questo è quanto è avvenuto finora. Forse il romanzo, diciamo, fantascienza che più ha accolto la realtà non è Orwell, che pure è straordinario, ma è il mondo nuovo di Aldous Huxley, dove la gente gira masticando soma. Se tu al soma sostituisci consumo ce l'hai, e così si istupidisce completamente. Certo, poi con questi vestiti che non si possono riparare, tutte queste cose che
Sì. Che è quello che succede oggi, cioè tutto quello che abbiamo non si ripara, si rompe, si getta via e se ne prende uno nuovo. Voglio dire, in questo senso la civiltà pre-industriale era molto più oculata, perché tutto si recuperava, no? Non c'era un problema di rifiuti nel mondo pre-industriale, contadino e artigiano al 90%, no? Certo, quello lì è un libro del 36, quindi se pensiamo a quanto tempo è passato per realizzare questa cosa, insomma, è veramente inquietante come sia stato predetto molto tempo prima. Possiamo chiudere? Ma in fondo è inquietante che si sia realizzato in tempi così rapidi, perché in fondo il 36 non è 6 secoli fa, è nemmeno un secolo fa. Ecco, volevo chiudere questo primo blocco con ancora la parte apocalittica, che il Delfini Pensiero è quello che mi affascina di più, e volevo chiederle questo: ci sono delle contraddizioni che stanno emergendo palesemente sempre di più, però non sono ovviamente ancora al pettine, altrimenti dovremmo davvero girare per le strade armati. Secondo lei, se le cose continuano così, quanto tempo ci vuole perché le contraddizioni economiche, sociali, anche dell'immigrazione, quindi che hanno a che fare con gli incontri delle civiltà, arrivino al pettine, ma non in scacchieri lontani, nelle periferie delle nostre città? Ma i tempi non te li posso dire, sono decisivi, perché se una cosa avviene fra 5 anni ti interessa, se avviene fra 35 non ti interessa più. Quello che è certo è che questo mondo imploderà su se stesso, come tutti i mondi totalitari. L'impero romano aveva appena finito di conquistare tutto il mondo allora conosciuto, che implose, dando origine al feudalesimo europeo. Questo che accada è certo, lo sanno anche i padroni del vapore, continuano a drogare il cavallo già dopato sperando che faccia ancora qualche passo avanti. I tempi, ti ripeto, però sono decisivi, io su questo non sono in grado di esprimermi, anche perché poi la storia ha degli scatti improvvisi. Non so, quando io ero ragazzo pensavamo che l'Unione Sovietica sarebbe durata migliaia di anni, no? Poi sono bastati 2 anni ed è scomparsa. Qui siamo di fronte a qualcosa che è un po' più grave, più importante della Unione Sovietica. Si tratta proprio della nostra stessa sopravvivenza come genere umano. Non lo so, guarda, penso che si salveranno gli indigeni delle isole andemane. Ecco, da lì ripartirà la civiltà. Abbiamo 20 secondi più o meno prima di andare in pubblicità e poi il GR, ma poi torniamo in diretta con Massimo Fini alle 18:10 fino alle 18:30 ancora insieme per parlare del suo ultimo libro, Una vita, un libro per tutti o per nessuno. Quindi non andate via, voi che ci ascoltate, che non vada via anche Massimo Fini, perché poi parliamo. Non scappi. A tra poco. A tra poco, ciao. Born to be wild. Tutti i giovedì sera dalle 21 alle 23:30 Roberto Maggi vi aspetta sulle strade della libertà. Politica, attualità, ospiti a sorpresa. Radio Padania, la tua voce libera, senza filtri né censura. Radio Padania Libera, la voce della Lega Nord, la tua voce libera, senza filtri né censura. Signore e signori, benvenuti nel club. Prima regola, usa gli antibiotici solo quando necessario. Seconda regola, segui sempre dosi e durata indicate dal medico. Terza regola, non assumere antibiotici per curare malattie virali. L'abuso favorisce lo sviluppo di batteri resistenti alle cure. Rispetta le regole del club per la tua salute e per quella di tutti. Campagna istituzionale a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco, del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera,
Chiama il numero 02 66 23 44 22. Poemas aslan al bal, cotula, plissé, blusa, pizzo di sanghiala. Poemas aslan al bal, e da proof da meda a fasi la rueda, e da urta cleja a giunti l'usor, sui avris di Ciriesa a giunti l'usor. Il pas al tire lucint, miec poma garba e miec charin. Poemas aslan al bal, e da plum la meda fasi la rueda, e da urra cleja a giunti l'usor, sui avris di Ciriesa a giunti l'usor. S'era d'estate un boc di as, ad ogni svolta da zirla una ridada. Poemas aslan al bal. Passate la rovis, ammudini scarpez con scarpinis di vernis. Passate la rovis, ammudini scarpez con scarpinis di vernis. Poemas aslan al bal, mia chita e nena pensiers di gorala. Poemas aslan al bal, e da proof la meda fasi la rueda, e da urda cleja a giunti l'usor, sui avris di Ciriesa a giunti l'usor. Phone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini.
Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie. Buon anno Tunisia, siamo in guerra, è inutile che qualcuno come il ministro Gentiloni continui a negarlo. È evidente che il terrorismo islamico ha dichiarato guerra all'Occidente e al cristianesimo e quindi l'Italia è pienamente coinvolta poiché è un bersaglio. È l'europarlamentare leghista Gianluca Buonanno a dichiararlo, aggiungendo: bisogna assolutamente prestare la massima attenzione verso la minaccia all'Italia che proviene dal mare, aumentando i pattugliamenti aerei e navali e coinvolgendo la forza di reazione rapida dell'Alleanza Atlantica, come suggerito peraltro dall'ex comandante della NATO James Stavridis. Qui invece tutti fanno finta di nulla, ma l'Italia può subire un attentato terroristico islamico in qualsiasi momento. Dobbiamo difenderci innanzitutto chiudendo le frontiere, ha concluso l'europarlamentare leghista Gianluca Buonanno. Personale dell'ambasciata a Tunisi e dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale appositamente inviato in loco ha avuto accesso all'obitorio dell'ospedale Charles Nicolle ed effettuato un primo riconoscimento fotografico dei due connazionali che finora risultavano irreperibili. Lo rende noto questa sera la Farnesina, che aggiunge sarà tuttavia necessario per poter dichiarare il decesso procedere ancora ad un atto formale di riconoscimento da parte dei familiari, alcuni dei quali sono attesi a Tunisi nelle prossime ore. Nello stesso ospedale erano stati trasportati i corpi dei due italiani, il cui decesso era stato già confermato, conclude la nota della Farnesina. Camera, prescrizione, il disegno di legge che modifica le norme sui termini della prescrizione verrà esaminato dall'Aula di Montecitorio martedì prossimo dalle 9.30 alle 15.30. I gruppi parlamentari riunitisi oggi nella Capigruppo si sono accordati sul voto finale nel pomeriggio con le dichiarazioni di voto in diretta televisiva dalle 14.30. Proseguiamo con la cronaca da Novara, lutto cittadino oggi e domani a Novara in omaggio a Francesco Caldara, il pensionato 64enne crocerista vittima dell'attentato terroristico di ieri a Tunisi. Lo ha deciso il sindaco di Novara con un'ordinanza che dispone l'esposizione delle bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici, la sospensione di eventuali manifestazioni musicali sulle pubbliche piazze, l'interruzione di ogni attività alle 12 di domani accompagnata da un minuto di silenzio e raccoglimento. La decisione di proclamare il lutto già in questi 2 giorni è stata determinata dall'incertezza sulla data dei funerali e dall'intenzione di unirsi al cordoglio delle altre città italiane, conclude la nota. Andiamo a Salerno, si troverebbe ancora nel salernitano Marco Quarta, 40 anni, ricercato per l'omicidio dell'ex moglie avvenuto il 12 marzo a Pergine, Trento. Nel salernitano è in corso una battuta dei carabinieri con il supporto di un elicottero. 2 giorni fa il titolare di un bar di Salerno ha contattato anche la trasmissione Chi l'ha visto, dicendo che l'uomo era entrato nel suo locale sabato sera durante la partita di calcio Inter-Cesena ed ha avuto un alterco con il titolare del bar e poi si è allontanato. Intanto le ricerche proseguono. Dall'estero Tunisia, quello a cui avete assistito è solo la prima goccia di pioggia e la minaccia contenuta nel messaggio audio con cui l'ISIS ha rivendicato l'attentato di ieri al Museo del Bardo di Tunisi. Noi diciamo agli apostati che sono in Tunisia che questa è solo la prima goccia di pioggia e che non godranno di sicurezza né di pace, recita il post dell'ISIS su Twitter. Le forze di sicurezza tunisine intanto hanno arrestato la sorella di uno dei 2 terroristi uccisi nell'attacco di ieri contro il Museo del Bardo a Tunisi. Lo ha riferito all'emittente di Stato tunisina, precisando che la donna è stata arrestata nel corso di un blitz nell'abitazione del terrorista ucciso situata nella parte centrale della Tunisia, ad est di Kasserine. La sorella del terrorista ucciso è sospettata di aver partecipato all'attacco. Il comico francese Dieudonné è stato condannato oggi dal Tribunale di Parigi a pagare una multa di 22.500 euro per la sua battuta con una connotazione antisemita pronunciata nei confronti del giornalista Patrick Cohen. Un reportage diffuso nel 2013 su France 2 mostra Dieudonné dire dal palco di uno dei suoi spettacoli: quando lo sento parlare, Patrick Cohen, mi dico vedi le camere a gas, peccato. È tutto per questa edizione, a risentirci più tardi.
comunque dava la sua parte Grande, quanto a canzoni sventurose. Torniamo invece in diretta con Massimo Fini, stiamo parlando del suo libro Una vita. Bentornato Massimo. Ciao. Allora, io direi, prima di rilasciare il timone nelle mani del nostro Marco Bordonaro, faccio la valletta e dico che se volete c'è la possibilità di domande dal pubblico, quindi 0266 20 35 29. Se ci state ascoltando, incominciate a chiamare che il regista vi terrà lì e poi interverrete in diretta con Massimo Fini. Prego, Bordo. Allora, senza dubbio l'autobiografia non è un genere facile. Devo dire che, dicevo, è un genere difficile e soprattutto è stata affrontata in maniera coraggiosa, perché si è messa proprio a nudo in tutto e per tutto, anche con vari aspetti della vita sentimentale. Ecco, di questi aspetti, quanto l'è costato parlare di queste cose, di questi aspetti, di queste... Ma da una parte è stata una cosa liberatoria, diciamo. Dall'altra, sai, un'autobiografia è una cosa che si scrive, è una sorta di de profundis, è una cosa che si scrive in articulo mortis, quindi insomma, è bifida come cosa. Raccontare le storie sentimentali, eccetera, sono esperienze di tutti. E io spero che il lettore si riconosca in alcuni aspetti, in alcune cose. C'era una cosa che volevo però dire rispetto al discorso che abbiamo fatto prima, quando parlavo dell'interclassismo di una città come Milano, no? Il fatto era che c'erano bar, il Giamaica, l'Angolo, l'Oreste, dove ragazzi come me, giovani, potevano incontrare artisti che erano famosi ma non avevano denaro, penso a Dova, penso a Fontana, penso a tanti altri, o letterati. Quindi, ripeto, era feconda anche per quello Milano. Adesso non incontreresti nessuno, anche perché voglio dire, non so se esistono più, non so, oggi basta che uno scrittore metta insieme un punto e virgola e già diventa una star, dopodiché se ha già una vena sottile, facendogli scrivere un libro all'anno, la perde, insomma. Ma comunque questa era una roba che volevo aggiungere a quello che avevo detto prima. Abbiamo una telefonata per lei, sentiamo l'ascoltatore. Pronto? Sì, pronto, Piero da Bergamo, buonasera Massimo, Buonasera. piacere sentirti. Non ho sentito la trasmissione prima perché ero al lavoro, ce l'ho fatta prendere la linea e sono contento. Chiedevo una riflessione di Massimo Fini sul fenomeno dell'immigrazione. Sbaglia la Lega, sbagliamo noi, sbagliano loro, come si può governare e cosa ci aspetta. Grazie e auguri. Prego Massimo. Innanzitutto bisogna calcolare due cose. Una è che noi, grazie a noi occidentali, grazie alla nostra superiorità tecnologica, abbiamo fatto guerra al mondo musulmano per 13 anni, a partire dall'aggressione all'Afghanistan, che secondo me è all'origine di molte cose. L'altra però più importante, e qui siamo fuori dal mondo islamico, dal contenzioso che abbiamo col mondo islamico. Uno dei concetti, fondanti della Lega era l'affermazione della propria identità, su cui io sono assolutamente d'accordo. Però non ci siamo resi conto, o abbiamo fatto finta di non renderci conto, che quando andavamo con le nostre aziende, con le nostre fabbriche, nei mondi, penso al Centro Africa, all'Africa nera, noi violentavamo quell'identità e quei mondi, li violentavamo sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista poi economico alla fine, perché queste erano comunità che vivevano su autoproduzione e autoconsumo e ci vivevano benissimo da secoli. Quindi le immigrazioni che noi adesso vediamo sono un pallido fantasma di quelle che vedremo nel futuro. Il che fare adesso è difficilissimo, perché in realtà la cosa che si dovrebbe è ritirarci da quei mondi, dopodiché avremo tutto il diritto di respingere questa gente.
però siccome in quei mondi ci siamo e li abbiamo distrutti, una cosa di questo genere diventa una violenza inaccettabile. Naturalmente poi tutto ciò, come sempre, si riflette sulla povera gente. Quello che succede naturalmente è una guerra fra poveri. Poniamo in Italia, lo sappiamo benissimo, gli immigrati che hanno le case prima degli italiani, cose di questo genere. Però ripeto, il fenomeno parte da molto lontano e ci riguarda direttamente. Io l'altro giorno parlavo con un industriale di Verona, il quale si lamentava della concorrenza. Qui passiamo a quello che sembra quasi un altro argomento, della concorrenza cinese, piuttosto che dove non pagano niente, dove gli operai non hanno nessuna assicurazione, non ci sono sindacati. Verissimo, però cosa hanno fatto le aziende italiane, europee, americane, se non andare in quei mondi dove non si pagavano gli operai niente, dove non avevano. Quindi è una specie di boomerang che adesso oggi noi stiamo subendo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera dottor Fini. Guardi, è un'emozione sentirla. Io ho letto tutti i suoi libri, questo mi dà la sensazione di violentare l'intimità. Me lo consiglia? Da leggere? Sì. No, glielo sconsiglio assolutamente. Bravo, questo è il senso. Se lei è una lettrice dei miei libri precedenti, glielo sconsiglio, se invece no. Ecco una cosa della mia Milano, sì, che per me è una sofferenza immane, perché anche a me sono più l'erba di ieri sera. Sì. E a un certo momento non c'è più comunità. Non c'è più comunità. È una cosa che mi fa capponare la pelle, a prescindere di come sia stata conciata, stravolta e via. Però proprio è questo senso che io sento che mi manca. Grazie signora. Sì, ma io sono d'accordissimo con la signora, nel senso che la Milano dei miei tempi, diciamo Milano on my mind, si intitola il capitolo, la comunità c'era come, cioè ogni quartiere ci conoscevamo tutti, noi ragazzini uscivamo di casa alle 2, rientravamo alle 8 e i nostri genitori non si preoccupavano, non perché fossero incoscienti, forse lo erano anche un po', ma perché se un ragazzino si fosse messo in un guaio sarebbe intervenuto un adulto. Ripeto, un pedofilo sarebbe stato riconosciuto a 1 chilometro di distanza, quindi la comunità c'era a Milano, e con grande vantaggio poi che da una parte avevi un po' come la vita del villaggio, no? Il quartiere, dall'altro vivevi in una grande città con oggi si chiamano eventi che altre città non avevano o dove arrivavano molto in ritardo. Comunque ha ragione signore, il senso di comunità che è scomparso, però non riguarda solo Milano, riguarda si salva un po' l'Italia della provincia, ecco, fino a un certo punto, poi anche lì, comunque nelle grandi città è così, insomma. Nel libro Milano è protagonista assolutamente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno signor Fini. Volevo chiedere un suo parere su una mia teoria. Dopo la prima guerra mondiale hanno tracciato dei confini in Africa e in Arabia, e parlo dell'Iraq, parlo del Congo, parlo di molte nazioni, con la matita. Dopo un po' di tempo si è creato chiaramente delle grosse difficoltà, perché hanno messo insieme popoli che non c'entravano niente, e questa lettura si è continuato a credere che fossero appunto dei popoli agglomerati di gente che non aveva niente a che fare tra loro. E questo disegno del califfato ha rotto i confini, e mi pare che sia un po' un disegno politico e territoriale. Gli spazi che noi abbiamo lasciato vuoti, perché credevamo in una linea di demarcazione che non esiste, sono spazi che vengono conquistati attraverso formule che sono
usate, la religione e tutto quello che sta venendo fuori è tutto usato perché il disegno è un disegno politico territoriale che va oltre il disegno che è stato disegnato, che è stato scelto durante la Prima Guerra Mondiale e anche nella Seconda Guerra Mondiale. Volevo sapere un suo parere, la ringrazio. Infatti, in questo senso la rivolta dell'ISIS è assolutamente legittima, nel senso che prendiamo l'Iraq è stata un'invenzione degli inglesi del 1930, ha messo insieme tre comunità che non c'entravano assolutamente niente l'una con l'altra, curdi, sunniti e sciiti, e questo è avvenuto anche in tanti altri posti, naturalmente in Africa, eccetera. E a un certo punto questa a cui assistiamo è una riappropriazione del proprio territorio. Naturalmente poi adesso si presenta anche come rivalsa contro il mondo occidentale che questa cosa ha fatto, naturalmente, e si presenta in forme effettivamente inquietanti, ma non c'è dubbio. Guardi, il sindaco di Londra, Livingstone, molto amato dai suoi concittadini, all'indomani degli attentati londinesi disse: sì, certo, il terrorismo è una cosa terribile, inaccettabile, eccetera, ma se gli arabi avessero fatto in Gran Bretagna quello che noi abbiamo fatto per 2 secoli nel loro mondo, io sarei un terrorista britannico. Quindi noi dovremmo fare, come si può dire, una seria autocritica, perché queste cose, ripeto, dai e ridai, spunta un fenomeno come quello ISIS, che effettivamente, ripeto, io l'ho scritto un anno fa, quindi che è la più grande minaccia all'Occidente che è dopo la Seconda Guerra Mondiale. Insomma. Allora, l'ultima telefonata, abbiamo pochi minuti. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Volevo dire una cosa al dottor Fini, che stimo moltissimo, ma mi permetto di dissentire rispetto a alcune cose che lui ha detto. Per quanto riguarda... Sì, posso? Sì, certo, anzi siamo per quanto riguarda il discorso del controllo dell'immigrazione, non credo che si possa giustificare il fatto che i potenti occidentali, i politici occidentali sono andati a fare le guerre per gli interessi delle multinazionali occidentali, con il fatto che noi, popolo, non possiamo difenderci e non abbiamo il dovere di difenderci, perché mi sembra di sentire quelli che mi dicevano che mio nonno era andato a fare la guerra in Libia quando mio nonno era un pastore e se non ci fosse andato lo avrebbero o fucilato o messo in galera, per cui non ci ha guadagnato niente. Grazie, anzi, mio zio... chiarissima direi la dicotomia, la giriamo a Fini che abbiamo 1 minuto e mezzo per la risposta. È ovvio che tutto ciò, tutte queste decisioni prese da leadership, peraltro democratiche, che in teoria abbiamo eletto noi, poi si rimbalzano sulla povera gente, questo è indubbio. Devo però dire anche che siamo diventati talmente deboli e flaccidi che ci riesce difficile difenderci. L'altro giorno c'è stato un episodio simbolico molto grave. Una nostra motovedetta aveva preso da un barcone dei migranti, li aveva messi su una nave, poi è arrivata un'altra barca con uomini armati, non si sa se dell'ISIS o semplicemente dei predoni del mare, e si sono presi il barcone. Lì bisogna sparare e uccidere rischiando di essere uccisi. Purtroppo il mondo occidentale sconta anche oggi una flaccidità dovuta a 50 anni di benessere che, mi permetta di dirlo, sono stati anche fatti sulla pelle di queste popolazioni, insomma. Grazie Bene, mille. grazie mille. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura, credo. Massimo Fini, no, non possiamo leggere l'ultima pagina, dai. No, Sì, l'ultima... dai. La facciamo? Ma una piccola È citazione. un crimine di guerra, secondo me, dai. Vabbè, facciamolo. Ho fatto l'attore, sia pure improvvisato, e ho scritto testi di teatro, ma soprattutto il mio mestiere mi ha permesso di appagare la mia inesausta curiosità nei confronti degli esseri umani e di entrare in situazioni limite, in genere precluse alla maggioranza. Una vita ricca all'apparenza,
Avevo un eccesso di energia e per molta parte della mia vita ne ho speso malamente la metà per autodistruggermi. Uno dei pochissimi vantaggi della vecchiaia è che le energie vengono meno e sei costretto ad economizzarle. Quindi, che cosa manca a questa vita? Vai avanti. Vai avanti, va bene. Ma ora che sono giunto at the end of the river e la nobile signora ha già alzato la sua falce, l'occhio spietato che da sempre mi guarda vivere, mi pone col suo linguaggio muto l'eterna e inesaudita domanda: che senso ha avuto la tua vita? Nessuno, rispondo. Ho troppo presente ciò che scrive Nietzsche, non in una delle sue opere, ma in un appunto a margine di La filosofia nell'epoca tragica dei Greci, come fosse una bagatella che ne contiene invece una cruda verità, ammesso che mai ne esista una. In un angolo remoto dell'universo scintillante e diffuso attraverso infiniti sistemi solari, c'era una volta un astro su cui animali intelligenti scopersero la conoscenza. Fu il momento più tracotante e menzognero della storia del mondo, ma tutto ciò durò solo un minuto. Dopo pochi respiri della natura, la stella si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire. Qualcuno potrebbe inventare una favola di questo genere, ma non riuscirebbe tuttavia a illustrare sufficientemente quanto misero, spettrale, fugace, privo di scopo arbitrario sia il comportamento dell'intelletto umano entro la natura. Vi furono eternità in cui esso non esisteva, quando per lui tutto sarà nuovamente finito, non sarà avvenuto nulla di notevole. Ecco, con questa nota di ottimismo nicciano si chiude un libro, non una vita però, Massimo. Domani che la cosa vita fai? prima o poi si chiude. Ma per ora no, per ora quanto pare no, a meno che non ci parli dall'aldilà. Qual è la prospettiva? Non vi parlo dall'aldilà, ma voglio dire, bisogna essere consapevoli che la nostra è la tragedia dell'uomo, il sapere che è l'unico animale che ha, diciamo, lucida conoscenza del fatto che ricordati che devi morire, no? Memento mori, senza dubbio. Sì. Ora però nel frattempo cerchiamo di viverla nel modo migliore. Va bene, io me lo segno allora. Un pensiero esistenzialista molto bello. Grazie mille Massimo Fini. Grazie a voi, grazie a voi i vostri ascoltatori. Uno dei momenti più alti di Rebelozzo ci vuole poco, ma veramente bellissimo.